Avanza a ritmo sostenuto il progetto di ampliamento della cantieristica Genova-Sestri Ponente. Il progetto di ampliamento prevede in particolare la realizzazione di un super bacino che vedete alle mie spalle con tutti i macchinari che portano avanti la realizzazione delle fondazioni speciali, la realizzazione di un pontile di allestimento sulla parte di levante e la conversione verso la parte di ponente del bacino esistente con un piazzale di grandi dimensioni dedicato ad accogliere sezioni di navi che sono preventivamente preassemblate. Il cuore del progetto è proprio la realizzazione del bacino di carenaggio che sarà in grado di accogliere navi di ultima generazione, navi che avranno una lunghezza fuori tutto tra i 360 e i 380 metri, una larghezza utile di 50 metri e un pescaggio di circa 10-11 metri. L'attuale bacino di carenaggio oggi è limitato a realizzare navi di dimensioni inferiori e per differenziare le attività e per rispondere alle esigenze di allestimento, una volta che la nave uscirà fuori dal bacino di carenaggio andrà ad allocarsi presso la nuova banchina di allestimento che è posizionata sul lato di ponente con un fronte di accosto di circa 315 metri. Questo grande bacino sarà un'opera che consentirà a Genova di essere molto competitiva nel campo della cantieristica navale. In particolare in questo momento sono in corso di realizzazione le fondazioni speciali. Abbiamo già realizzato 80 diaframmi e circa 16 pali. I diaframmi costituiranno le pareti laterali del nuovo super bacino, ma avranno anche una funzione di cinturazione idraulica dell'intera opera. Sono in corso anche i lavori di scavo per la movimentazione di 50.000 metri cubi di materiale per portare il sedime dell'opera fino a 1 metro sul livello del mare. Il bacino sarà poi completato con una chiusura lato mare, la barca porta, che è quell'elemento che consentirà di portare in secco il bacino per costruire le nuove navi da crociera, altresì di riempire e allagare nuovamente il bacino a seconda dell'esigenza. Gli interventi sono in pieno coordinamento anche con il concessionario, in modo tale da garantire la produttività del cantiere ma non interrompere la stessa operatività del concessionario. Il progetto inoltre comprende una serie di interventi minori e complementari atti a adeguare sia il territorio ma soprattutto lo specchio acqueo alle navi di queste dimensioni. In particolare verranno effettuati i dragaggi lato mare per circa 100.000 metri cubi che serviranno a raggiungere e a traguardare la quota di progetto della nave che entrerà in bacino, unitamente alla diminuzione di alcuni moli che interferiscono con l'evoluzione della nave. Per quanto riguarda la nuova banchina di allestimento, cosiddetta Opera D, al termine della vibroinfissione dei pali stiamo procedendo con le nuove fasi di realizzazione che prevedono la demolizione di quella che era la vecchia banchina già completate e la realizzazione della nuova infrastruttura che si compone di parti prefabbricate e parti gettate in opera, oltre ovviamente a delle opere di coronamento impiantistiche. La nuova banchina di allestimento è necessaria per l'allestimento delle nuove navi da crociera che vengono costruite appunto nel nuovo super bacino. Ad oggi il completamento delle opere civili è di circa l'85% e già dalle prossime settimane dovrebbero prendere il via le opere di completamento e di finitura, quindi le nuove pavimentazioni, il montaggio dei nuovi arredi di banchina, nonché il montaggio delle nuove vie di corsa della gru. Parallelamente stanno procedendo anche gli impianti meccanici e gli impianti elettrici. A tal proposito, alla mia sinistra la nuova cabina elettrica in fase di completamento, necessaria per l'alimentazione di tutti gli impianti, delle nuove torri faro, nonché delle gru. L'opera è davvero sfidante, il cronoprogramma prevede la conclusione entro e non oltre il 31 gennaio del 2026.